Ciao a tutti Piataroli. Allora, volevo mettere una partita multigiocatore di Shogun, in modo tale così parlo anche del sondaggio che attualmente è ancora in vigore, insomma, che scadrà lunedì verso mezzogiorno per decretare con che clan iniziare la nuova campagna di Shogun 2 Fall of the Samurai. Quindi non commento sotto il video perché mi serve il numero dei commenti per raccapezzarmi con i voti. Adesso comunque se vedete nel video tengo aggiornata la lista, sono arrivati 53 commenti, adesso qualcuno non è per votare o era solo per spammare, però comunque vedo che siete molto partecipi, quindi mi fa molto piacere. Quindi questo dimostra che la mia iniziativa vi è piaciuta, insomma, dai. Quindi volevo anche avvisarvi, tra l'altro in questo video, che io sabato, domenica, lunedì, visto che è Pasqua, sono giù dai miei, quindi non sarò attivo col canale. Se stasera carico un video stasera, ne caricherò uno anche domani sera, e se riesco due, tocca vedere dal tempo e dalle serie circostanze. Così comunque vi lascio qualcosa da vedere per il weekend. E niente, quindi direi che possiamo partire subito con la partita una classificata che ho fatto che mi è piaciuta molto, quindi l'ho registrata e caricata. Allora, intanto cominciamo a ricercare un avversario, speriamo di beccarne uno di livello abbastanza decente. Vediamo un pochettino. Ecco, già trovato. Ho un livello, guarda, da qui non si vede bene, livello 4, sono livello 5, quindi direi che è abbastanza equilibrata. Io ho già preparato l'esercito, tanto avvio così almeno si sbriga, perché almeno c'è un minuto. Intanto io mi sono fatto il generale pistoliero, in modo tale perché è più competitivo. No, sto già partendo. Vabbè, allora, era già partito, pensavo ci mettesse di più. Comunque, adesso intanto schiero le truppe. Mi metto i due fucilieri di Tosa che sono molto buoni perché hanno una gittata veramente paurosa. Hanno tipo la gittata degli arcieri. Poi metto dietro gli orsi neri, in modo tale cioè hanno un numero abbastanza elevato come di truppe e comunque hanno una buona precisione e abilità di ricarica. In generale per adesso lo tengo dietro. E mi metto le mie cavallerie, me le tengo qua, adesso vedo un po', a seconda di se andare a prendere il dojo, perché vedo che c'è il dojo mi sembra di vedere il dojo, tanto finisco un attimo di mettere a posto le truppe. Vedi laggiù mi sembra che c'è il dojo dell'abilità di ricarica, tanto avvio così almeno si sbriga anche lui, che è questo qua, precisamente, che io voglio accaparrarmi perché vuol dire vittoria sicura. Adesso aspettiamo lui intanto, speriamo che si sbrighi. In ogni caso, io mi sono fatto generare il pistoliero perché è comunque molto più competitivo un attimo, scusate, che posizione l'esercito, ecco, perché è già partita la partita. La Madonna, quante cazzo ne ha? C'è 18.000 cavallerie questo qua. Fortuna che poi le hanno limitate. Quante ne ha? 4, 4, 8. La Madonna. Ah beh, va benissimo. No, mi piace intanto qui sul promontorio. Faccio anche in fretta, sinceramente, perché... Comunque dopo spiego meglio il discorso del generale, lo spiego dopo. Adesso tanto fatemi posizionare perché qui è un macello, se no, Perché se lui mi comincia a caricare mentre mi sto muovendo, sono cazzi acidi. Adesso non guardo molto la webcam perché sono impegnato a fare. Intanto mi sono posizionato con le cavallerie qua sopra. Adesso vedo se mandarne una qui lì al dojo. Tanto vediamo, le tengo vicino all'esercito per adesso, o se no, aspetta. Avanziamo un po' con l'esercito perché così cioè, non stanno sulla cunettina, perché qui è molto importante la posizione dei fucilieri, eh. Basta una virgola storta che poi non sparano più. Allora intanto andiamo giù con una cavalleria, visto che lui è ben lontano, così intanto mi comincia ad accaparrare il dojo. E vediamo adesso lui che giro fa con quelle cazzo di cavallerie. Facciamo scendere da cavallo, perché se no non possono prendere il dojo. Lui si è andato a prendere il dojo dell'attacco, intanto se lo sta prendendo, però vabbè, non serve molto in questa espansione, diciamo. Intanto prendiamoci il nostro dojo e vediamo adesso che mossa fa, insomma. Vedete quanto hanno di raggio?
di, di raggio d'azione, i fucilieri di Tosa. Ecco, ho cominciato a muovere le cavallerie. Adesso qui bisogna che penso bene a una strategia per contrastarli. Qui mi sa che mi fa un culo come una capanna. Anche perché se mi arriva di botto con tutto, io non ho messo lancieri praticamente, perché volevo. Allora spostiamo qui un attimo, perché volevo. Perché pensavo che tre cavallerie bastassero per contrastare delle cariche di cavalleria avversarie. Quindi ho messo 4 cavallerie con Yari e 4 cavallerie con Sabre. Mettiamoci così, in modo tale da proteggermi il fianco. Quasi quasi mi metto anche un fuciliere. Allora, tanto qui cioè, ha preso il doge, me la riporto vicino perché adesso le cavallerie sono abbastanza utili, penso. Me le rimetto qui. Queste le metto così, cioè le metto poi tutte e tre che guardano le 3 cavallerie, le 18 cavallerie là. Così se mi fanno, si cominciano a caricare. Ecco, come dicevo, mi metto il fuciliere di Tosa qua, sperando che le prenda, che le pigli mentre mi caricano. Qua mi sposto un pochettino più così, che se si avvicina con i fucilieri là, comunque riesco un po' a raddoppiare sui fianchi. Le cavallerie le tengo qua, ecco che sta arrivando il peone lì. E quando vedo questi giocatori, cioè, pensavo di non beccare più gente che spammava di cavalleria, perché comunque più di 4 cavallerie cogliari non potevi mettere. Invece, guarda, godo se lo batto, godo come non so che cosa. Adesso cerchiamo un po' di adattarci al giro che mi sta facendo. Porca boia, porca boia. Dai. Spero che mi attacchi subito perché almeno perché se mi attacca contemporaneamente con i fucilieri e con le cavallerie. Sembra che si stia avvicinando. Dopo sono cazzi. Perché non riesco a contrappormi alle cavallerie e ai fucilieri di. Ecco, spostiamoci qui meglio. Adesso qui mi attaccherà da due lati. Santa miseria. Cominciamo subito ad andare. Sta caricando subito, maledetto. Adesso mi arriva anche dall'altra parte. Una meglio che la lascio qui perché, infatti, vedi. Se mi carica frontalmente proprio i miei poveri fucilieri di Tosa. Venite qui, va là voi. Tanto gli altri fucilieri sono lontani, per fortuna. Questa è una cappella grossa che ha fatto lui. In generale, stiamo qua dietro a dare morale alle truppe. Cazzo, però che stronzi, quando vedo la gente così mi dà nervoso. Indietro, venite indietro. Venite indietro anche voi. Ho fatto un po' di blocco, così almeno. Poi fortunatamente non mi è arrivata neanche con tutto quanto in una volta. Te cosa fai qua? Vieni qui. Vieni qua, che meglio. Fortunatamente adesso è arrivato tutto il grosso delle altre cavallerie. Guarda, spero di riuscirci. Se hai batto le cavallerie poi hai vinto. Adesso i fucili di Tosa mi stanno scappando. Porca. Dai, sparate, menate. Vieni qui, che devi dare un po' di contributo anche a te. Adesso qui con le 3 cavallerie le sto tenendo buone, quasi tutte, però stanno già vacillando. In generale ho subito fatto la chiamata a raccolta. Oh, venite qui, un'altra cavalleria ancora. Maremma boia, ma che è? Che cazzo ne è? Adesso poi si stanno anche avvicinando i fucili, porca troia. Dai. Vedo dove sono, porca troppo. Dai, sparate. Il vostro generale è sotto attacco, signore! Ok. Dai che è sotto attacco. Dalle cavallerie, vieni indietro. E dai che sembra che stia vincendo. Che sono belle stanche le loro. Quando le unità sono stanche perdono un sacco di efficacia. E che forse gliela inciuca, Ma che cazzo mi stanno prendendo il generale, porco boia. Porco boia, perché non ce la faccio selezionarlo, porca. No, mi sto già andando in fuga, se mi muore il generale sono una merda. Vieni via. Le ferite del Che non me lo generale sono prende. gravi, ma Ecco. sopravviverà. Bene, insomma.
Vabbè, tanto ho vinto la battaglia con le cavallerie, sono ancora ben messo, mi dà ancora in vantaggio il rapporto. Tanto mettiamo subito a posto l'esercito perché c'è ancora il dojo dell'abilità di ricarica. Probabilmente sono in vantaggio ancora. Lui sono rimaste solo 2 cavallerie su 89, quindi sono abbastanza in vantaggio. Mettiamo i fucili ritorno davanti perché così lui sta scappando adesso con i fucili. Anche perché adesso dopo io mi muovo neanche se prega. Quindi speriamo non faccia il camperone. Adesso dove con quella cavalleria lì? Avvicina di brutto bastardo. Ma che fine che fa quella cavalleria? In salita, come carichi frontali in salita, mi sembra proprio una buona. Ma mi sa proprio che la vado a vincere questa, sapete? Sapete che mi sa che proprio la vado a vincere? Adesso mi sono tornati con gli altri fucilieri di Tosa, che erano scappati e si sono ripresi. Dopo vi dico anche un'altra cosa che mi fa venire molto nervoso col fatto che si usano gli spari. Tanto che lui sta là, ve lo spiego, praticamente. Aspetta che, ecco, venite qua. Così almeno guadagna un po' di vantaggio di raggio d'azione. Praticamente con i spari vanno in fuga subito le unità, però molte volte se sono numerose spesso e volentieri tornano a combattere, tipo le cavallerie. E dopo te non è che riesci a seguire le cavallerie, cioè le unità avversarie che ritornano a combattere. Aspetta che mi metto a posto per bene. Ecco, comincio già a sparare con i fucilieri. Non è che riesci a, come dicevo, a controllare, cioè tipo mi va a finire in fondo mappa una cavalleria, non è che io lo sto a seguire, cioè guardo dove sto combattendo, quindi me la trovo tipo dietro il culo o dietro il generale senza accorgermi. Questa cosa mi dà molto fastidio. Lo stesso con i fucili o altre unità, perché con gli spari ovviamente ti dai una botta di morale, però se dopo non li caghi più perché sei occupato a combattere, loro si riprendono. E quindi sto andando già in fuga. Adesso comincia un bel fuoco nel facciato. Già stanno andando in fuga un'altra unità. Oh cavolo, si sta avvicinando con la cavalleria. Aspetta che, ecco, tac. E che fine che fa? Non arriva, non arriva neanche. Ale, adesso dovrei vincere facilmente. I loro alleati li hanno abbandonati. Fucilieri vanno via ovviamente perché una volta, cioè, essendo di numero così sicuro, poi comunque bene o male hanno fatto il loro lavoro già da lontano, quindi anche se mi fanno da schermo per gli altri miei fucilieri. Comunque è andato via anche il generale avversario, poi siamo in parità a livello di morale. Però io c'ho il dojo dell'abilità di ricarica dalla mia, adesso vedete che culo che gli faccio. Adesso qui c'è proprio una smitragliata di fucili, anche se sono nel boschetto, stanno già lampeggiando. Guarda, se la vado a vincere, se la vado a vincere, dovrei vincere sicuramente, ma se la vado a vincere godo come un dannato, spammone di cavalleria del cazzo. Poi anche noob perché è anche una buona, perché attacchi con la cavalleria mentre attacchi con i fucili, non viceversa. Non fai prima una carica con 4 cavallerie, poi arrivi dopo con altre 4, e poi dopo arrivi con i fucili quando hai perso la battaglia con la cavalleria. Che scarso. Questa è una battaglia proprio dove sto godendo, in una maniera. Allora, che stanno in fuga tutti. Via, via. Ale, vittoria di misura. Guarda, sono contentissimo. Vado a cagare. Ma va come se la tira il mio generale. Un orsetto nero qua con i parrucconi neri è diventato veterano. Ho sbloccato le cavallerie con le carabine. Queste sono buone. Da tenere dietro per spaventare il truppo e prendere dei dati. E niente, dai, è stata una bella battaglia, spero vi sia piaciuta. Adesso intanto metto qui già a posto la regione se non mi scordo. Vi ringrazio comunque per l'attenzione intanto e alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli!